Buonasera. Questa sera toccherò un tema che esce dai miei soliti argomenti, ma che credo sarà utile a molti. Vi parlerò di inquinamento da fumo di tabacco. Ovviamente siamo in par condicio e non posso parlare di politica. Una ricerca svolta dall'Istituto dei Tumori di Milano, uno dei più importanti istituti di ricerca italiani, ha dato un risultato sorprendente. Il fumo di tabacco è la fonte più rilevante di inquinamento negli spazi chiusi. Ad esempio, fumare in auto equivale a produrre il pericoloso particolato PM2,5 in concentrazione 30 volte superiori ai limiti di legge. Pochi avrebbero immaginato che una sigaretta accesa produce una concentrazione di polveri sottili di oltre 400 microgrammi al metro cubo. Come la quantità di carbonio organico in un'area aperta in cui si fuma superi di 40 volte la media rilevata a pochi metri di distanza, per cui il fumo passivo costituisce una delle maggiori fonti di intossicazioni per i nostri polmoni. Molto di più dello smog da auto, perché il fumo di tabacco è costituito da due componenti principali. La prima parte inalata e filtrata dai polmoni del fumatore è quella direttamente legata alla combustione del tabacco e della carta, in cui si riscontrano sostanze di ossido di azoto, nicotina, benzopirene, formaldeide, alte dosi di particolato e altre graziose sostanze chimiche. Secondo i chimici della R.J. Reynolds Tobacco, la seconda azienda americana produttrice di tabacco, le sigarette contengono più di 4.000 sostanze chimiche, di cui circa 50 sono sicuramente cancerogene. Il fumo negli ambienti chiusi aumenta sensibilmente la concentrazione di monossido di carbonio, particolato sospeso respirabile e numerose altre sostanze tossiche. Ed ha una caratteristica: persiste straordinariamente nell'ambiente e per essere disperso deve essere ventilato a lungo, altrimenti rimane in sospensione per molti giorni. I dati scientifici sono stati ottenuti posizionando all'esterno dell'Istituto dei Tumori di Milano una piccola cabina di plastica trasparente. All'interno è stato posizionato un rilevatore che misura le polveri sottili, quelle che calcola il grado di inquinamento in città. All'interno della cabina è stata fatta entrare una Harley Davidson modello 883, una delle moto più inquinanti al mondo. Con l'acceleratore premuto al massimo si è fatto espellere alla moto quanto più gas di scarico possibile, che veniva poi rilevato dai sensori. L'aria di Milano, come sappiamo, è molto inquinata e contiene normalmente circa 150 micron di PM10, le cosiddette polveri sottili. Dopo 2 minuti con la moto a tutto gas i sensori hanno captato un aumento di inquinamento fino a 250 micron. La moto poi è stata fatta uscire e dopo aver arieggiato ben bene la cabina è entrata una ragazza che ha acceso una sigaretta e l'ha fumata per 2 minuti. Il risultato è stato davvero sconvolgente. L'aria della cabina era 3 volte più respirabile. Il livello di inquinamento rilevato dai sensori è stato di 700 micron, ma solo perché questi sofisticati strumenti non sono programmati per andare oltre. Questa ricerca dice con chiarezza che il fumo da sigarette inquina più dello smog da auto e che il fumo passivo costituisce un pericolo non solo nei luoghi chiusi ma anche in quelli aperti. Da qui la necessità di realizzare degli spazi aperti nelle città rigorosamente no smoking e permettetemi, adesso che comincia l'estate, sarebbe bene vietare il fumo sulle spiagge, oltre che per motivi legati appunto alla salute pubblica, anche per bloccare il malcostume di molti di lasciare i mozziconi di sigarette sulla spiaggia. Grazie e arrivederci a mercoledì prossimo.